have the time to listen to me whine. Mi ricordo sempre che quelle lacrime di Fornero, non so, doveva guardarsi più la sua coscienza che piangere. Giorgio Garbin è un pensionato, uno di quelli che hanno smesso di lavorare prima che la pensione diventasse un miraggio. Insieme a molti altri pensionati è a bordo di uno dei pullman diretti alla manifestazione CGIL CISL Will, che ha portato sabato a Venezia 5.000 persone. Quello che è peggio è che prendono in giro sempre la povera gente, la gente che ha lavorato una vita. Pensionati, lavoratori, precari hanno chiesto insieme di cambiare la legge Fornero. Vogliono flessibilità, lavoro, rivalutazione delle pensioni. Quelli che fanno queste leggi non hanno mai lavorato. Io ho lavorato 37 anni, prendo 1.100 euro. Se ti arrivano magari le bollette con qualche tassa attaccata non ce la fai. Con la legge che è in vigore noi avremo tra 20-30 anni un paese di poveri. Smettetela di fare cassa sulle pensioni. Sul piatto le pensioni di oggi, ma anche quelle di domani, sempre più incerte e lontane. Il sistema deve cambiare, che non può essere che le persone non riescano ad avere una vecchiaia serena. In piazza c'è preoccupazione soprattutto per le nuove generazioni. Quale futuro li aspetta? Non bellissimo, però bisogna non perdere la speranza. I pensionati di oggi sono privilegiati? Molto privilegiati rispetto a quello che sarà il futuro. Paolo e Filippo, padre pensionato e figlio lavoratore, sono in piazza insieme. Mia moglie fa 41 anni e 10 mesi. Dunque, mi sembra che siano abbastanza per una donna che poi lavora anche a casa. Poi la pensione te le allungano e ti tolgono i diritti. Cioè tu non andrai mai a prendere i contributi, cioè tu devi morire senza ricevere un euro di pensione. Una condanna a vita, la loro vita è la vita lavorare sempre. Con loro riprendiamo l'autobus. Penso che i giovani abbiano diritto a qualcosa che somiglia alla nostra, non dico meglio, ma almeno che somiglia alla nostra. Ci vuole un ricambio generazionale, c'è gente che vada in pensione perché a 70 anni non si può ancora pensare a tirare giù roba da 40-50 kg. Non è una cosa che riguarda solo i giovani, riguarda anche noi. Prima di tutto perché sono i nostri figli, ma poi perché proprio noi siamo fisicamente proprio pagati dai loro contributi. E per questo noi dobbiamo andare a sostenere anche le loro battaglie, non solo le nostre.